La crisi energetica collegata al conflitto in Medio Oriente potrebbe essere più vicina a una soluzione grazie al cessate il fuoco definito in queste ore e valido per le prossime 2 settimane. Le parti coinvolte nel conflitto avranno più tempo per risolvere la questione con la diplomazia e senza l'uso delle armi. In attesa di una soluzione definitiva, però, il caro carburanti continua a essere di grande attualità e potrebbero essere necessarie ancora diverse settimane prima di registrare un ritorno alla normalità. Gli scenari più drammatici che vedevano un possibile piano di razionamento del carburante per ora resteranno solo delle ipotesi. È stato prorogato il taglio delle accise con uno stanziamento di diverse centinaia di milioni di euro che ha permesso di contenere, anche se di poco, i rincari sul costo alla pompa. All'orizzonte ci potrebbero essere altri interventi da applicare in coordinamento con l'Unione Europea, soprattutto per questioni di bilancio. Le ipotesi sul tavolo sono tante e andranno valutate anche in considerazione di quelle che saranno le condizioni del mercato nel corso delle prossime settimane. Probabilmente concordata anche con Palazzo Chigi di un prezzo, fra virgolette, lasciatemi dire politico. Mi pare che venda il gasolio a 1,999 ed è evidentemente un prezzo politico perché tutti gli altri operatori che comunque sono operatori commerciali che non fanno beneficenza ma devono portare utili agli azionisti, vendono secondo quello che è l'andamento reale del mercato, quindi con prezzi un po' più alti, e quindi è chiaro che se da una parte il gestore Eni in questa fase è fortunato perché sicuramente dalle fonti che ho direttamente dalla sede centrale di Eni in queste settimane hanno venduto il 40% in più di quello che vendono normalmente. L'effetto boomerang è che poi non avendo le scorte sufficienti o avendo tagliato quelle che sono i loro drop di consegna, evidentemente ci sono queste problematiche dove uno rimane una giornata, mezza giornata senza, e quindi poi a caduta uno vede chiuso un impianto, probabilmente anche temono quello che lei aveva appena citato, la mancanza di prodotto, e a caduta poi magari si ripercuote anche sugli impianti vicini.